Dunque il titolo in realtà ha due parti. La prima parte è quella che è il titolo propriamente detto, che è già stato citato dal nostro amico, cioè causalità delle parole. E comincio con lo spiegare questa parte del titolo. Causalità. Causalità è un termine che è stato reso, non dico popolare, perché certi autori non sono mai totalmente popolari, ma che è stato speso da Hegel nel 1800 per tradurre il senso della realitas latina. Ma a parte questo, che è secondario, perché uso questo termine, causalità delle parole? Perché, vedete, questo è un libro. E il libro che cos'è? Il libro è una cosa innanzitutto, una cosa che è fatta di tante cose, è fatta di carta. Certo, il libro è anche, qualsiasi libro, è anche fatto di parole. E io direi che la parola è una cosa che, la cui causalità viene in qualche modo dimenticata molto spesso. Quando è che noi ci accorgiamo che la parola ha una sua causalità? Direi che ce ne accorgiamo a teatro. A teatro quando può capitare che un attore inciampi non soltanto in quello che è l'arredo di scena, il tavolino che gli sta davanti, la sedia sulla quale si va a sedere in un momento sbagliato, ma anche la parola può creare un inciampo. Vedo di farvi così un esempio. Siamo a teatro, io faccio così, t'ammazzo senza la pistola e poi dico, ah scusatemi tanto, mi sono confuso. Estraggo una pistola vera e gliela punto addosso. E che cos'è questa? Forse è una gag comica, non è più una situazione drammatica. Non so se... Quindi la parola ha, oltretutto in poesia che cosa succede? Che non dico che la poesia debba essere sempre recitata e declamata, però indubbiamente ci sono delle poesie che noi leggiamo con gli occhi, ma che declamate possono acquistare o perdere, o in una parte o del tutto. C'è qui in questa raccolta una poesia alla quale io tengo molto, la scrissi che ero giovane, avevo 23 anni, una poesia che risale al 1972, quindi vi ho detto anche la mia età, guardate come sono carino. Oh, sì, è una poesia che recitata a più voci può avere una sua resa, ma perde in alcuni aspetti invece del testo. Letta con gli occhi può acquistare qualche cosa, ma perde sull'effetto recitativo. E credo che questo sia un discorso che sulle poesie si può fare in generale. Attenzione, la cosa non è finita, perché c'è anche un sottotitolo che dice ut philosophia poesis. Diciamo, questo proprio ci vuole seccare fino in fondo per non parlare diversamente. È come dire, una correzione, un rifacimento di un motto latino che ha un'ascendenza da Orazio. Quindi vedete, Hegel, Orazio, proprio c'è di tutto. Ma che cosa vuol dire in soldoni? Almeno qual è il significato che io voglio dare a questa espressione? Voglio dire che la poesia è come la filosofia. In che senso la poesia è come la filosofia? Nel senso che una poesia, dal mio punto di vista, dovrebbe avere anche una sua ricchezza sul piano culturale. Ci sono cose che ami perché cose che hanno l'anima di cui mancano e ti sono care per questo. Pensa a quell'orologio meccanico col suo ticchettio o ai tacchi delle scarpe di lei, alla catena di una bicicletta, alla penna che ti scivola fra le dita di una mano, al piatto cinese, al lampadario, a mille altre cose che sono cose e tengono irretita la tua anima, quasi che alle cose l'anima tua appartenesse. Mi spiego? E se fosse più loro che mia la mia anima, che vaga e vaga, e da un sogno passando ad un altro sogno, seco trascina le cose che la fanno leggera, lieve ristorandola. Ah, le carezze sull'anima fanno bene, e sono cose, quelle cose stesse, che più le guardi indifferente,
e più indifferenti ancora della tua noncuranza ti si posano addosso, avvicinandosi con passo lieve di gatto. È molto bello questo passo lieve di gatto con cui le cose si avvicinano, si allontanano. In un'altra poesia... Oh, dunque, scusami, è un omaggio anche questo ad Anastasi, non solo perché amava i gatti, ma perché li citava spesso nelle sue poesie, quindi il passo lieve di gatto mi viene da lui. Pavese, Sì. ho pensato a Pavese. In un'altra poesia, un altro oggetto, Ludovico parlerà dello specchio che si frantuma in 1000 pezzi, però ogni singolo pezzo ci rimanda la nostra immagine compiuta. Ecco, è una poesia esemplare perché al di là del concetto, al di là del contenuto, il lessico nella quale Ludovico riporta questa poesia e riporta i concetti è un lessico, ripeto, semplice, e noi non pensiamo che Ludovico stia parlando, stia affrontando temi filosofici molto elevati. Siamo portati da questo lessico quasi colloquiale, che infatti a un certo punto dice mi spiego, come se parlasse, come se fosse presente l'interlocutore, come se fosse presente il lettore. Quindi è un modo di presentare la filosofia attraverso questo lessico quotidiano in maniera semplice, in maniera anche accattivante, anche intrigante.